andare un po' contro la visione che noi avevamo sui libri di storia da bambini, da ragazzini, insomma. Cioè l'incontro di Colombo con la regina Isabella era in un grande palazzo di marmi pulitissimi, con gli uccellini sugli alberi fuori dalla finestra. Invece, come è facile immaginare, a quei tempi la realtà era molto più sudicia e popolata da scarafaggi e altri bestiacci come nei miei disegni. Tecnicamente sono parodie, insomma, in qualche modo, ma non intese semplicemente per far ridere, ma per proporre un punto di vista un po' diverso su queste storie che ci vengono raccontate già fin da piccoli. L'idea è che alla fine chi racconta queste storie con intenti educativi, eccetera, nasconde ovviamente in retroscena tutte queste cose. E io ho fatto delle ipotesi poi. Sono storie che sono nate in un periodo in cui contestare era proprio il pane quotidiano, per cui l'idea di ribaltare una visione ufficiale delle cose era facile da avere. Colombo, l'idea di occuparmi di Colombo, perché noi abbiamo i santi, i navigatori, i poeti, e da lì partivo. Quindi il navigatore perché mi era capitato di leggere un passo del diario di bordo, del viaggio, dove lui raccontava, che è una cosa che c'è anche nella storia, che alla fine della giornata di navigazione i marinai andavano a chiedere quanta strada avevano fatto. Se ne aveva fatto 100 miglia, lui diceva 3, perché aveva paura che questi vigliacchissimi come erano volessero tornare subito a casa dalla mamma. E da lì è venuto lo spunto di ribaltare un po' tutta la vicenda, aggiungendoci il fatto di vedere tutta questa cosa anche dal punto di vista di chi li avrebbe ricevuti questi navigatori dall'altra parte del mondo, no? Quindi il rapporto tra l'indio, che poi alla fine i due si incontrano e alla fine arriveranno di ritorno insieme in Europa. Quindi c'era anche diciamo, un atteggiamento un po' terzomondista in tutta questa operazione. Non mi ricordo più. Francesco. Quindi fatto il navigatore, passiamo al santo. Il santo è lui, perché ovviamente poi aveva il personaggio, su San Francesco ho letto un bel po' di roba, mi sono documentato, e anche le biografie, le cose più ufficiali lasciavano dei begli spiragli di entrate, soprattutto quando sono arrivato al punto che lui si è fatto fare questa armatura bellissima per partire per la guerra in Puglia con i lanzichenecchi, e alla prima sera ha avuto il richiamo di Dio che gli ha detto no, devi tornare indietro. Questo mi faceva sospettare che questa prima serata con i lanzichenecchi fosse stata un po' turbolente, gli avesse raccontato delle cose che cui lui non era preparato ad affrontare. E da lì, vabbè, con lo stesso procedimento che avevo usato per Colombo, si prendono i luoghi comuni delle biografie, parlare con il lupo, eccetera, ma per esempio ci sono dettagli che lui a un certo punto, per scegliere la strada, fa ruotare il suo compagno di viaggio affinché non cade, gli indica la strada. Questa c'è nelle biografie vere di San Francesco. In più il personaggio si prestava un po' a rivedere la situazione sessantottina in Italia, il dissidio col padre, il lasciare tutto per insomma, c'erano anche quei riferimenti.